Domenica 10 gennaio, battesimo di Gesù. È il 10° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 356 al termine. Il sole sorge alle 7:49 e tramonta alle 16:47, la luna si leva alle 7:42 e tramonta alle 17:35. Trionfale arrivo del neodoge Francesco Morosini, che torna dalla Morea. Per prima cosa, sceso dalla nave, Morosini depone le insegne di capitano generale d'Amar. Grandi festeggiamenti sono stati preparati in suo onore. Sorgono in piazzetta un arco trionfale alto ben 40 piedi e 2 fontane che buttano vino. Le previsioni per domani: cielo nuvoloso o molto nuvoloso, anche coperto tra la mattina e il tardo pomeriggio. Probabilità da medio-bassa di piogge deboli locali sulla pianura medio-orientale, ad alta sulle zone centro-settentrionali di precipitazioni diffuse. I fenomeni potranno assumere anche carattere di rovescio, limite delle nevicate intorno ai 1200-1500 metri, tendenza all'esaurimento delle precipitazioni in serata. Temperature minime senza variazione di rilievo o localmente in diminuzione e raggiunte in serata, massime in diminuzione in montagna e in aumento in pianura.